Buonasera e benvenuti. Ciao amici a casa. Ciao. Ciao. Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se vuoi, credimi se vuoi, credimi, vedrai, non finirà mai. Ho desideri scritti in alto che volano, ogni pensiero indipendente dal mio corpo. Credimi se vuoi, credimi perché farei del male solo e ancora a me. Qui grandi spazi e poi noi, cieli aperti che ormai non si chiudono più. C'è bisogno di vivere da qui. Vivimi senza paura, che sia una vita o che sia un'ora. Non lasciare libero e disperso questo spazio messo aperto, ti prego. Vivimi senza vergogna, anche se hai tutto il mondo contro. Lascia l'apparenza e prendi il senso e ascolta quello che ho qui dentro. Qui dentro. Così diventi un grande quadro che dentro me ricopre una parete bianca, un po' anche stanca. Credimi se vuoi, credimi perché farebbe male solo ancora a me. Qui tra le cose che ho qualcosa di più che non ho avuto mai. Hai bisogno di vivermi di più. Vivimi senza paura, che sia una vita o che sia un'ora. Non lasciare libero e disperso questo mio spazio adesso aperto, ti prego. Vivimi senza vergogna, anche se hai tutto il mondo contro. Lascia l'apparenza e prendi il senso e ascolta quello che ho qui dentro aperto in me. Una fantasia, le attese e i giorni di un'illimitata gioia. Hai preso me, sei la regia, mi inquadri e poi ti sposti in base alla tua idea. Vivimi senza paura, che sia una vita o che sia un'ora. Non lasciare libero e disperso questo mio spazio adesso aperto, ti prego. Vivimi senza vergogna, anche se hai tutto il mondo contro. Lascia l'apparenza e prendi il senso e ascolta quello che ho qui dentro. Credimi se vuoi, credimi se vuoi, credimi, vedrai, non finirà mai. Buonasera, benvenuti. Ciao. Vivetemi. Sì, questa sera dovete vivere Casa Peiretti, dovete vivere questa diretta. Sarà una puntata a dir poco strepitosa.
348 80 40 254 il numero per messaggi, quindi fotografie, quindi richieste, saluti a me. Dovrebbe esserci anche la zia Marta questa sera, ormai venerdì è diventata una routine, una bellissima routine vedere la zia Marta. Poi questa sera avrò un ospite nuovo per Casa Pireti, ma non nuovo in TV, ma ve lo racconterò dopo il prossimo brano. Il prossimo brano è un brano di Gianni Morandi, non dei più famosi, ma ha un grande messaggio al suo interno. Gianni Morandi dice in questa canzone che pregare non vuol dire mettere le mani vicine e recitare qualcosa scritta da altri, o recitare un pensiero, o recitare una poesia. Pregare vuol dire semplicemente fare e ancora fare. Il titolo di questo brano è Un uomo piccolo come me. Gianni Morandi. E alle nostre spalle vediamo immagini di persone che fanno tanto. È stato un attimo sentire l'anima più grande, come il sorriso di chi sta soffrendo e non lo senti, non lo pensi. È una scintilla che accende il fuoco che non si spegne più. Quelli più fragili ti danno la loro forza da giganti. È un uomo piccolo come me, trova il coraggio che non ha e parla al cuore di chi amare non sa. Hai fratelli e sorelle, per madre le stelle, scopri che non hai vissuto, sei pensato solo a te, solo a te. Ho ancora i brividi, ma l'emozione è stata grande, grande. La solitudine di tanta gente sofferente, tanta. E ti accorgi adesso che c'è un altro mondo che vive intorno a te. Non li hai sentiti mai e nel silenzio la loro vita. È un uomo piccolo come me, trova il coraggio che non ha e allora grida la verità. Se tieni le mani giunte non basta per niente, che pregare vuole dire fare, fare, fare. E dillo a chi ti ha accanto che non siete solo in due, i figli impareranno dalle parole tue. È un uomo piccolo come me, trova il coraggio che non ha e parla al cuore di chi cuore non ha. Hai fratelli e sorelle, per madre le stelle, scopri che non hai vissuto, stai pensando solo a te, solo a te. Insieme è un uomo piccolo come me, trova il coraggio che non ha e allora grida la verità. Se tieni le mani giunte non basta per niente, che pregare vuol dire fare, fare, fare. È un uomo piccolo come me,
E questa era una bella canzone di Gianni Morandi. La novità di questa sera è che anche il pubblico, proviamo a vedere, vi è piaciuta la canzone? Sì? No? Oh! Wow! Il pubblico, ma quello vero, mica quel pulsante che schiacciano gli altri e poi battono le mani. Questo è un pubblico verissimo, verissimo. Sono le 20:14. Prima di far arrivare zia Marta, perché è arrivata, ho sentito il campanello, lei arriva a cavallo, quindi ho sentito anche il cavallo qua fuori. Prima vi ricordo il numero 348 80 40 254 per i vostri messaggi. Chiedo scusa se questa sera la voce è completamente rauca, ma non ne ho più, e arriva il venerdì e insomma un po' fa caldo, un po' fa freddo, c'è sole, non c'è sole, quindi questa è la mia voce stasera, ma voglio ancora cantarvi un brano prima della zia. Ed è un consiglio magari a tutti quei ragazzi che hanno 17, 18, 20 anni, no? Che non sanno mai bene come fare al primo appuntamento. In questa settimana abbiamo visto come le canzoni possono far litigare, possono far innamorare, come le canzoni possono far discutere. Questa invece che andrò a cantare è una canzone che mi ha aiutato molto, perché in questo brano c'è una frase dove lui dice a lei: sono fuori, eccetera, è un appuntamento. A un certo punto lui dice a lei: non mi offendo se mi baci. Cioè, che frase fantastica, non mi offendo se mi baci. E io questa frase qua, adesso avrò qualche fidanzatina all'ascolto, qualche ex fidanzatina che dirà: ecco dove l'aveva presa, in un testo di una canzone. A me, ragazzi, è servita, perché i primi appuntamenti non sai mai bene quando è il momento giusto, magari sbagli, dici: ma per coronare bene questa serata un bacino ci starebbe, e che frase posso dire per non offendere, per sentirmi a mio agio? Beh, segnatevela: non mi offendo se mi baci. È bellissima, è fantastica. E adesso vi canto anche tutto il resto di questo testo bellissimo degli Amici Pooh, dal titolo Quel che non si dice. Stai dormendo e sto abbracciando il tuo respiro e ti guardo senza accendere la luce nella pausa di riposo dell'amore. Ti dirò in silenzio quel che non si dice. Per esempio che mi sono innamorato dal primissimo minuto, non sapendo che eri tu. Noi ci siamo presi al volo tra la gente, poi t'ho chiesto andiamo fuori a respirare. la città sposava il buio con le luci. Tu m'hai detto non mi offendo se mi baci, ed io pensai: se questa donna travolgente mi ha capito in un istante, forse è lei la libertà. Poi sai che io non apro facilmente il cuore, che con me a volte non si può parlare, ma per te mi giocherei qualunque vita. Tu sei tu, con niente addosso ben vestita, giuro, tu sei per me la prima attrice, ma anche questo non si dice, penseresti a una bugia. Stai dormendo e sto abbracciando il tuo respiro. La mia testa col mio cuore han fatto pace. Non mi son sentito mai così sincero, e non so dirti che cos'hai che non mi piace. Lo sa il mondo come tu mi hai trasformato, passo passo m'hai insegnato quanto amore c'era in te. Poi
che in una notte disperata ero solo, tu non c'eri e ti ho tradita, ma è storia vecchia qua passata, non si dice, non lo sai. Stai dormendo e nel silenzio ti confesso che avrei voglia di svegliarti, amarti adesso. Vorrei dirti tutto quel che non si dice, ma potrei farti del male e mi dispiace. Altro capolavoro, quei capolavori nascosti. Stasera va così. Sto andando a cercare delle canzoni particolari. Ma adesso c'è o non c'è? C'è o non c'è? C'è o non c'è? Zia Marta! Zia Marta c'è, zia Marta c'è. Oh, guardate, in tutta la sua bellezza. Wow, che spettacolo. Dica anche qualcosa però. Se vuole faccio una sfilata. No, che sfilata. Tutta la mia bellezza. Che cosa siamo ai pitti? No, perché sfilata? Per far vedere tutta la mia bellezza. No, ma la vedono già. Avanti, di fianco. La vedono già, la vedono. Dietro vado forte. Ma basta, venga no, qua, niente. venga qua. Come va? Ha passato Bene, una bella bene. settimana? Sì, perché io quando non la vedo sto benissimo, lo sa. Non mi manca mai. Non mi segue in E TV? soprattutto Non mi segue in TV? non solo mi dispiace se prova a baciarmi, non solo mi offendo, ma le faccio partire una denuncia che neanche si immagina, guardi. Adesso non esageriamo, ma Sanno tutti che è un maniaco. è molto lontana da me questa idea, sia chiaro. Comunque sia, e adesso tornando seri, devo far vedere questo perché sabato al Carnevale di Cos'è, uno Barge. stuzzicadenti? No, sabato al Carnevale di Barge dei bimbi fantastici mi hanno regalato questo portafortuna, quindi un abbraccio e grazie ancora, grazie. Scooby-Doo? L'ho detto oggi perché loro guardano il venerdì. Non è Scooby-Doo? Non lo so che cos'è, però Dovrebbe insomma. essere Scooby-Doo. Però siamo qui per purtroppo la terza puntata di Bruttissimo. Però basta, io una l'ho accettata, la seconda, la terza però dobbiamo cioè nel senso sì. Ma io ne farei questa sicuro. Questa Sicuro. è sicuro. Poi ci pensiamo, vediamo se andare avanti. Se piace, andiamo avanti. Ecco, Se non piace, a me andiamo avanti lo stesso. No? Perché più o meno è la sua politica. No, questa. ma potremmo andare avanti senza prendere sempre in giro per i reti, senza parlare di lui. Cioè, E il divertimento dov'è? per me no, forse vabbè. Enrico Regia, siamo pronti? Andiamo a vedere la terza puntata di Bruttissimo. Bruttissimo. Non sono venuta qui a fare la puntatina. Zia Marta non si ferma. Zia Marta ha una voce potente per voi. Quando le incontrate per strada, che cosa le chiedete? Parla di Peiretti, parla di Peiretti, parla di Peiretti, e io sono qui per parlare di Peiretti. Siamo state io e la mia regista Irma a casa di Peiretti. E non vi dico che cosa abbiamo trovato e scoperto. Non ve lo dico, ve lo faccio vedere. Vai Irma! Irma, oggi siamo riusciti a entrare per voi, amici di Bruttissimo, nella casa, nell'impero del vostro idolo, sì, di Enrico Peiretti. E cosa siamo venuti a fare? A vedere il suo ordine. Vediamo intanto come tiene le sue scarpe. Già l'odore, amici! Non c'è una scarpa uguale all'altra! Non c'è una scarpa in ordine, una vicino all'altra! Amici, che cosa ci fa una scarpa da donna nella scarpiera di Enrico Peiretti? Indagherò per voi. Che cosa ci faceva una scarpa da donna, questa scarpa da donna, nella scarpiera di Peiretti? Ve lo dico nella prossima puntata di Bruttissimo.
Ma come se è permessa? Cosa fa Gabbiano? Come se è permessa di entrare in casa mia e rovistare nella mia roba? Devo andare a scoprire tutte le sue pregi, nessuno ancora per il momento. Tutti i suoi difetti. Mi applicherò anche a cercare un pregio, se lo trovo ve lo dirò. Se ne vada che devo cantare, perché tra un po' abbiamo un super ospite qui, sì? ma dopo la prossima canzone, sì. Sentiamo se l'applausometro funziona. Proviamo. 1, Per la zia Marta. 2, 3. 3. Funziona. Funziona, grazie zia. Cantate con me adesso. Mia Martini. E non finisce mica il cielo, anche se manchi tu. Sarà dolore o sempre cielo, fin dove vedo. Chissà se avrò paura o il senso della voglia di te. Se avrò una faccia pallida e sicura, non ci sarà chi rida di me. Se cercherò qualcuno per ritornare in me, qualcuno che sorrida un po' sicuro, che sappia già da sé. Tutti! Che non finisce mica il cielo, e se la verità possa restare in questo cielo finché ce la farà. Quanto mancano queste poesie? Non ci sarà chi rida di me, perché io avrò qualcuno, perché aspettando te potrei scoprirmi ancora sulla strada per ritornare in me, per ritornare in me, per ritornare in me. E adesso vi presento l'ospite di questa sera. Allora, lui è già stato nel quiz, in vari quiz in TV, quindi è già stato da Gerry Scotti, è già stato da Enrico Papi, da Mike Bongiorno, da Pippo Baudo, da Carlo Conti, da Amadeus, e non era ancora stato con Peiretti. E quindi, visto che il Peiretti non si fa mancare nulla, e proprio nulla, e visto che probabilmente nel suo curriculum mancavo io in mezzo a questi grandi presentatori, adesso non esageriamo, vi presento un recordman. Si dice così. Lui detiene il numero di presenze televisive
più grande di tutta Italia. Non c'è nessuno come lui, Andrea. Ciao Andrea, buonasera. Sì, ciao. Eccolo qua. Ma che presentazione che mi hai fatto. Mancavo solo io, grazie. Ho chiuso il cerchio. Io dopo stasera posso ritirarmi tranquillamente. Che chiudi in bellezza, direi. Ma Non sto scherzando, sto assolutamente scherzando. sì, assolutamente sì. Adesso noi andremo a vedere le prove di ciò che ho detto, quindi delle immagini televisive. Ecco, vedi lì dove eri, ad esempio. Caduta libera, ok, il prezzo è giusto. Con Lazzarichi. Fine anni 90. Qui la Jerry. primissima partecipazione alla grande sfida nel 1993. Wow, con Jerry condotto Scotti. da Gerry Scotti. Ma che meraviglia. E poi ne abbiamo Sì, sì. altre regia, perché sono curioso, sono veramente curioso. Qui un collegamento da casa all'interno dei Lunatici. I Lunatici, sono stato anch'io in qui quei Forum. Lunatici. Questa è una forse l'ultimissima partecipazione. Ho partecipato 4 volte a Forum, sempre con casi, ma basta vedermi perché insomma per affibbiarmi casi molto piuttosto particolari, insomma. Sempre col E qui Jerry. l'ultima volta che ho incontrato Gerry Scotti nel 2016 a Caduta Libera, divenni anche campione, ma poi caddi come un pollo in tutti Voilà, i sensi. come una pera. Sì, via, sono giù. sono Ok. caduto sul pistacchio di Bronte. Vabbè, ci Qui sta. Guess My Age, avevo credo qui il 2017, avevo 42-43 anni, me ne diedero 47-48, non mi ricordo più. Qui quando qui c'è un aneddoto tra l'altro, perché qui mi beccò Striscia la notizia perché nell'arco di 3 mesi partecipai a 3 differenti trasmissioni. La sai l'ultima, vado in ordine, da sinistra a destra, diciamo, dalla mia sinistra almeno. Ok. La sai l'ultima, quindi le barzellette. Io avrò raccontato una barzelletta in vita mia. Ok. Lì avrò raccontato la mia seconda. Ma Poi Pyramid su Rai 2, quiz 2 mesi prima della sai l'ultima, 2 o 3 mesi prima. Ok, Tutto, leggendo. tutto comunque regolare, ribadisco questo. Dove vinsi anche qualche soldino. E poi sempre Rai 2, ricomincio da qui, credo, con Alda Deusanio, dove raccontai un po' della mia vita privata. Perché ho iniziato molto tardi alcune cose, il mio primo bacio, Io ma lasciamo però- perdere, insomma. Ok, regia, nel frattempo vogliamo vedere altre foto, però voglio Sì, qui- chiedere, ho una domanda, vieni pure ho una domanda. Sì. Non chiedermi solo come stai, perché è proprio una No, perché no? perché stai? devo sempre Guarda che tu sei nel posto più bello del mondo, quindi nel mio posto Guarda, felice, quindi ti rendo felice. Sono contentissimo quest'oggi. Prima della domanda che mi viene in mente, dobbiamo farti tanti auguri, perché oggi è il tuo compleanno. Grazie Quindi, mille. fans di Casa Peiretti, 348 80 40 254 per fare anche gli auguri. Ti ringrazio Andrea. per questa opportunità, perché io non festeggio né il Natale né il Capodanno, tantomeno il mio compleanno. Non so come siamo arrivati all'interno del discorso. Tu a un certo punto mi fai: vieni mio ospite, e allora ho detto il 50° lo dobbiamo. Tra l'altro nato di venerdì 13 e 50° di venerdì 13. Ragazzi, ma che bello, bello. Ci hanno fatto una saga horror, voglio dire. non mica per niente. Io voglio però sapere come ti è venuto in mente di andare a cercare questo record. Quindi di pensare di diventare il personaggio italiano più visto in TV. Con più partecipazioni, sei troppo gentile. No, in realtà non è stata una cosa ricercata, è poi venuta un po' nel tempo da sé. Allora, l'aprile scorso il TV Sorrisi e Canzoni mi ha dedicato un servizio di 2 pagine citando, io dico tutto sempre in tono goliardico, mai arroganza, presunzione, che perché io arrivo dal paesino e il mio animo è quello buono. E il titolo di quel servizio recitava: sono il record man dei concorrenti televisivi. Allora lì in realtà fui io a contattare TV Sorrisi, io li corteggiai per un po' di tempo, non è stato facile, credimi, però a un certo punto mi hanno dato retta, perché ogni tanto usciva qualche articolo che citava del campione che aveva vinto chissà quanti soldi a quel quiz. Certo. E a un certo punto mi sono detto: ma io nel mio piccolo, Anch'io c'ho un record. io il mio curriculum Anch'io c'ho un record. E allora li ho contattati, mi hanno poi intervistato. Ed è una delle poche volte che di solito il festeggiato riceve
una torta. Invece lui è arrivato a Luserna San Giovanni da Borgo Masino, giusto? Da Borgo Masino e mi ha portato lui la torta a me, cioè il suo compleanno, ma lui mi porta la torta. Zia Marta, la vogliamo far vedere questa meraviglia? Guardate che bella! Non è grandissima, no, vabbè, non è ma grandissima. c'è anche non la scritta Casa Peiretti sopra. Sì, tra l'altro, grazie. fammelo dire, fatta da l'amica Valentina, che ha proprio un laboratorio nel paese in cui io Borgo abito. Masino. Esatto, Che e bello. fa queste cose qui, molto Fantastico. molto buone. Però adesso, auguri, questo per... però, aspetta, come ci conosciamo Andrea, e molti di voi lo sanno, perché chi è appassionato del mio giochino sente al telefono: pronto, sono Andrea di Borgo Masino. Qui tu hai già vinto 2 zaini, 3, cioè proprio ogni quiz lui arriva, è il primo che vince. Allora siamo diventati, a forza chiamarlo dopo la puntata, hai vinto, lo so perché sono, e abbiamo parlato un po' di questo suo record. Ma la cosa che vi vogliamo far ascoltare adesso, che mi ha stupito più di tutti, che lui, un suo amico, gli ha scritto una canzone. E io vado ad ascoltare questa canzone che è dedicata a lui, dove racconta un po' della sua storia, e a un certo punto c'è Rete 7 e il testo dice proprio: ha sbancato gli zaini di Rete 7. E quindi dopo chiudiamo l'intervista, ma adesso io andrei ad ascoltare il brano, però ringraziamo anche chi l'ha fatto. Certo, fatto da amico di vecchissima data, Filippo Forchino. E lui ha creato questo video con l'intelligenza artificiale, tutto a mia insaputa. Fantastico. Mi ha fatto... Andiamo a ascoltarla la canzone. Andiamo a vedere. E anche a voi a casa, alzate il volume e ascoltate le parole, perché è bellissima. Vai regia! Sembrava finito, ritirato in pensione, lontani quei tempi della televisione. Son passati ormai 30 anni e rotti da quando ha iniziato nel 93 con Gerry Scotti. Ma dopo 150 trasmissioni, comparsate varie 2 canzoni, anche se ormai carbura ad alcol etilico, lui rimane un animale da palcoscenico. La fortuna di nuovo alla sua porta bussò, ed ora se lo contendono i talent show. In gara è sempre una grande emozione, anche se non è Sanremo, ma Rondissone. Con ingegno e con passione si infila in ogni trasmissione, barba lunga e doppio petto, è una carriera di tutto rispetto. Telefiction, pure teatro, signore e signori, Jimmy è tornato. Concorrente, scaltro e scafato, in qualche show l'han pure bannato. Infatti di zainetti ne ha bizzeffe, perché ha sbancato Rete 7. Tra un casting e un concorso canoro, per andare in TV si finge pure tifoso del Toro, ma in verità nel calcio la sua beniamina è sempre solo la regina. E adesso chi lo ferma più? È ripartita la scalata alla TV. Eredità, pacchi ruota della fortuna, si punta ai quiz della prima serata. Con ingegno e con passione si infila in ogni trasmissione, barba lunga e doppio petto, è una carriera
oggi erudito dottore, domani mendicante. Poliziotto, dandy e pure soldato, ogni ruolo ha interpretato, il suo rilancio è appena iniziato. Signore e signori, Jimmy è tornato. Jimmy è tornato. Jimmy è tornato. Jimmy è tornato. E allora Jimmy è tornato ed sono molto contento che sei qui Ma per festeggiare comunque il tuo siete compleanno. veramente di un'ospitalità indescrivibile. Sai nel cos'è senso questo? buono, ovviamente. Lo so, Sai lo so. cos'è L'ho questo? presa più di una volta. L'hai presa più di una volta e subito dopo la pubblicità giochiamo insieme, quindi preparate il cellulare, ma adesso ti faccio fare una cosa che in tutte queste cose, puntate destra sinistra su My Buongiorno Pippo Baudo eccetera eccetera, non hai mai fatto. Basta che tu non mi faccia correre. Non correre, ma lancia la pubblicità. Aspettate, la pubblicità è importantissima. Un paio di minuti, forse neanche. Tre minuti. C'è anche il Peretti, forse. Torniamo tra poco. Seconda parte di Casa Peiretti, ricordo che lunedì qui con me Alessia Chelucci e questa sera guardate che coppia ragazzi, che coppia che abbiamo creato questa sera, fantastici Trovato ragazzi. il fidanzato. Ha trovato un fidanzato la zia Marta. Comunque metti vicino, vuol dire qualcosa? Se metti vicino il microfono magari vuol dire Io da molto che non... Ah, ma neanch'io. siamo a posto, io andrei a rispondere al telefono. Forse meglio. Vado a rispondere al telefono. Pronto, chi sei e da dove? Ciao, sono Simona da Valperga. Ciao Simona da Valperga, sai come funziona il nostro giochino? Sì. E allora andiamo subito a leggere la tua domanda. La domanda per Simona è questa. Sì. Vai regia. Chi fu il primo conduttore del Festival di Sanremo? Mike Bongiorno, Nunzio Filogamo, Armando Pizzo. A, B o C? Il primo. Facciamo mai buongiorno. Ah, no, è arrivato dopo Nunzio Filogamo. Mannaggia. Grazie per aver giocato con noi. Ciao. Va bene, alla prossima grazie. settimana. Ciao. Grazie Ciao, mille, ciao. No, non era mai buongiorno. Non era abbiamo mai capito. buongiorno. Vediamo se abbiamo qualche altro amico che gioca, sicuro, perché sono bellissime queste telefonate. Pronto, chi sei e da dove? Sono sempre io, Enrico da Collegno. Enrico. Enrico, ciao. Allora, Enrico, questa sera, anche in onore del mio super ospite, devi vincere. Quindi andiamo subito a leggere la domanda per te. Enrico, sei pronto? Pronto, prontissimo. Hai studiato? Sì, bene. Allora, geografia. Sanremo, la famosa via pedonale dove è situato l'Ariston. Via Roma, via Matteotti o via Cavour? A, B o C? Vai! Devi abbassare il volume della TV, per favore, grazie. Mi sono avvicinato troppo, vai. scusami. Via Roma, via Matteotti o via Cavour? A, B o C? Via Roma? No, via Matteotti, la famosissima via Matteotti dove c'è anche la statua di Mai Buongiorno. Grazie per aver giocato con noi, Enrico, ciao! Va bene, ciao. Buon sabato e buona domenica. Via Matteotti, quella via proprio lunga. Ma che è col- brocca mai, Che collega non era semplicissimo non era questo, semplice, no. Che collega il casino con l'Ariston. Pronto? Chi sei e da dove? Ciao Enrico, sono Marco da Perosa Argentina. Mark da Perosa Argentina. Buonasera. Andiamo subito a Ciao, leggere ciao. la tua domanda. La domanda per Mark è questa qui. Quale città ha dedicato un tratto del lungomare ai Pooh? Ventimiglia, Rimini o Jesolo? A, B o C?
Questa sera sono complicate domande. Lo so, io guarda, la butto Rimini. No, Jesolo. Ah, mannaggia. Pezzettino del Peccato. lungomare di Jesolo. Grazie per aver Peccato. giocato. Ciao Mark. Grazie a te, ciao, Ciao, buona ciao, serata, ciao. Vediamo però se il concorrente la sapeva. La sapevi questa? Sinceramente Avresti risposto Rimini o Jesolo? Avessi avuto queste due opzioni avrei risposto Jesolo. Jesolo. Vabbè. Sinceramente. Io lo so. Pronto? Pronto, chi sei e da dove? Ciao, sono Massimo da Carmagnola. Ciao Massimo da Carmagnola. Andiamo Ciao. subito a leggere Ciao. la tua domanda. La domanda per Massimo è questa qui. Vediamo. Continua la canzone. Che consigli vuoi da me se poi fai quel che vuoi te? Sai che mai ti direi veda lei, va da lei, stai con lei. Stiamo parlando di un brano di Neck. Che consigli vuoi da me se poi fai quel che vuoi te? Sai che mai ti direi veda La lei. C. La C. No, la B, vada lei. Ah. Peccato. Grazie per aver giocato. Scusa un attimo, scusa, vi fai salutare la zia Marta? È qui per te. Ciao caro, come va? Ciao zia Marta, volevo farti i complimenti. Grazie mille. Per cosa? Perché senza nulla togliere agli altri, ma quando ci sei tu, il programma ha qualcosa di meraviglioso. Wow. Grazie, sono quasi commossa. Grazie mille. Grazie Massimo, Sei il mio grazie. antidepressivo. Se funziono come antidepressivo, guarda. Grazie. Grazie. Ciao, grazie. Ciao. Questa è una grande cosa, è una grande cosa. Grazie. No, dico, scusa, non sarò mica io a portare sfiga. No, ma ci mancherebbe, Io non credo esiste. proprio di sì. Non esiste la sfiga. Pronto, chi sei da dove? Ciao Enrico, sono Gianni da Torino. Gianni, Ciao zia Marta. Ciao Gianni. Gianni, ovazione del pubblico. Facciamo un applauso a Gianni da Torino. È un applauso di incoraggiamento, perché se lui detiene il record di presenze negli show televisivi, tu detieni il record di domande sbagliate o di buste sbagliate. Quindi questa sera Non deluderci, sbaglia. questa sera non sbagliamo. La domanda per te è questa. dai. La domanda Ok. per te è questa. Allora, Ligabue, Allora, continua la canzone. Ligabue. Continua la canzone. Se per ogni sbaglio avessi 100 lire, 500 lire o 1000 lire? Se per ogni sbaglio avessi 100, 500 o 1000? 500, 1000. Vai. Io direi la. 1000 la C. Se per Bravo! ogni... Ma Bravissimo! ha sbagliato. Sì, così non detiene il record di non imbroccarne mai uno. Bravo, grandioso, bravo! Mi dispiace, ciao, mi dispiace. Ciao Enrico, ciao zia Marta. Ciao. E se per ogni sbaglio avessi 1000 lire? Regia, ancora una telefonata, poi andiamo a leggere tutti i messaggi. Dai, una telefonata, l'ultima di questa sera, che ho le buste vergini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sono rimaste tutte lì, intatte. Andiamo a rispondere. Pronto, chi sei e da dove? Pronto? Ciao, chi sei e da dove? Patrizia da Torino. Ciao Patrizia da Torino. Andiamo a leggere la domanda per Patrizia. Sei pronta, Patrizia? Sì, ok. pronta. La tua domanda è questa. 1997, chi duettò con Ramazzotti nel brano Cose della vita? Celine Dion, Tina Turner o Whitney Houston? Questa è facile. Vai Patrizia. Celine Dion, Tina Turner o Whitney Houston? A, B o C? A, B o C? B. Sì. Chi è che ti sta suggerendo dietro? Mio marito. Come si chiama il marito? Franco, prima hai detto una cosa sbagliata, va già bene che non l'ha sentita. Bravo Franco, che dopo hai suggerito giusto. Quindi la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Grandi. Che numero? Che numero vuoi? Forza ragazzi. Che numero prendo? Forza. 3. La 3. Sganciamo? Ok, sganciamo la 3. Vediamo se chiudiamo alla grande questa settimana. Mi ricordi il tuo nome? Patrizia. Da Torino. Sì. Patrizia, chiudiamo alla grande questa settimana, perché hai vinto una gift card del valore di 50 euro presso le profumerie Sinatra. Wow! Brava! Sono contenta. Bravissima, grazie.
Ciao. Grazie. Ciao, Devo mandare un messaggio, giusto? Esatto, perfetto. Va bene. Un abbraccio, grazie. Ciao. Buon weekend. Ciao. Meno male mi sono salvato in corner, no? Perché pensavo veramente... Perfetto. Ragazzi, non abbiamo tempo per andare a svelare cosa c'era dentro le buste. Vi garantisco io che il gioco è perfetto. Restate lì. No, restate pure lì. Sì, no, fa una cosa veloce. Ho pensato di farti un pensiero, non sapevo che era il tuo compleanno, allora ti regalo questo. Ma perché un pezzo di leva? Così tu te lo intagli e ti fai un po' quello che vuoi. Perfetto. Andiamo a leggere i messaggi, regia, andiamo, vediamo. Anzi, venite qua vicino a me, dai, che tanto. Buon weekend ad Enrico, da Andrea di Borgo Manero. Ciao Andrea, grazie. Buon weekend anche a te, grazie mille. E poi buonasera a tutti voi amici di Casa Peiretti. Ciao Enrico, ciao zia Marta, mi chiedevo se potete farmi sentire 50 Primavera dei Pooh. Enrico da Collegno, sì, la mettiamo in programma la prossima settimana. Grazie Enrico per questa richiesta. Grazie per avermi fatto conoscere quello che non ti ho detto mai. Canzone meravigliosa, Nello, un brano che ho fatto ieri sera. Hai ragione, canzone veramente molto bella. Buonasera a voi, sempre musica bella, lo dice Dani d'Alessandria. Corro perché sono tanti messaggi e voglio riuscire a leggerli tutti. Vorrei dedicare il gatto alla volpe a Fabio ed Aldo che sono andati a sciare senza di me. Un abbraccio da Luca da Ceva e anche a Daniela. La dedichiamo la prossima settimana. Grazie ragazzi, buona sciata. Grazie amici per la grande settimana di musica che ci avete regalato. A lunedì. Viva Casa Peretti, Giovanni, Silvia ed Alessandra. Ciao ragazzi. Vai regia che battiamo tutti i record. Questa sera lo batto io record di velocità di messaggi. Buon weekend ad Enrico, da Andrea di Borgomanero. Ciao Andrea, grazie. Cerchiamo di non rileggere quelle. Ciao, grazie per quest'ora di spensieratezza. Noi questa sera festeggiamo San Valentino in anticipo a Arianna e famiglia da Castigliole Torinese. Auguri allora. Auguri e viva l'amore sempre. Buon fine settimana da Marco di Intra. Zia Marta, non sei un po' troppo cattivella con Enrico a definirlo bruttissimo, d'accordo? Non è Adone, ma non è neppure il gobbo di Notre Dame. Grazie per la solidarietà. Grazie per la solidarietà. Altro messaggio. Grazie Enrico per l'ospitalità e la cordialità che ci hai riservato stamattina a casa tua. Abbiamo conosciuto la tua giovanissima e giovanile mamma. Un saluto ad Amedeo che abbiamo incontrato con la sua cagnolina Maya. Complimenti a Zia Marta che ci fa sempre divertire. Buon weekend a tutti. Alessandra e Corrado che hanno vinto il buono ristorante, sono venuti a ritirarlo a casa mia stamattina. Grazie ragazzi. Ciao Enrico e Zia Marta, salutereste me e la mia amica Sofia che entrambe vi seguiamo. Un saluto da Cecilia di Castiglione. Ciao Sofia. Ciao Sofi, ciao. Ciao Cecilia, grazie, siete la nostra compagnia con la vostra musica. Wow. Grazie. Ammazza quanti cani, oh. Bella sta cosa. Buonasera carissimi Enrico e Zia Marta. Ma come siete carini e simpatici. Bisognerebbe aggiungere nel giochino la busta contenente come premio una serata da trascorrere in vostra compagnia. Un saluto affettuoso da Stefania Rondissone. Arriverà un gioco nuovo fra qualche mese, quindi preparatevi. Mi metteresti la canzone Socialdemocrazia che mi piace tanto? Grazie, te la faccio la prossima settimana molto volentieri, un mio brano, quindi volentieri. Buona serata e buon weekend a tutti i perettini Zia Marta e ospiti della mitica Casa Peretti dal vostro amico Charlie. Ciao Charlie, grazie di cuore. Ciao Enrico, tanto che non ci sentiamo, adesso un po' meglio, ma tu mi hai fatto tanta compagnia. Mi puoi cantare Ce la farò, grazie, sei la mia vita. Ciao Miki, bentornato a scrivere, forza, sono contentissimo di questo messaggio. Ciao Casa Peretti, ciao Enrico, ciao Zia Marta, buon weekend e grazie della bella settimana passata con voi. A presto Michele e Gianni da Torino. Ciao Michela, ciao Gianni, vi voglio bene, grazie. Ciao Zia Marta, ciao Enrico da Elena. Ciao Elena. Ciao Elena, grazie. Bravissimi come sempre, buona serata e buon weekend a tutti. Silvia da Motta Alciata, ciao Silvia, grazie di cuore. Ciao Enrico, ciao Zia Marta, buona serata di grande musica a tutti, buon weekend. Massimo da Benaria, presente anche Massimo, grazie Massimo. Che perla che ci hai regalato stasera con quel non mi offendo se mi baci, grazie a voi, grazie, mi raccomando usatela che funziona sempre. Ciao ragazzi, Enrico mi hai fatto conoscere una canzone molto bella, quella di Morandi, grazie da parte di Milena, grazie a voi. Quando canto brani che non conoscete è più facile che uno cambia canale che rimane ad ascoltare, ma io voglio un pubblico che sa ancora ascoltare e siamo rimasti non tutti, direi. Buon fine settimana, buon weekend, saluti a tutti. Lilli da Rorà, ciao Lillina, ciao. Grazie, ma può concludere, ma può presentare col pezzo di ma non ha mai ricevuto un dono così bello, bruttissimo e un'opera d'arte. Grazie. Chiunque tu sia, grazie per questo messaggio. Cara Zia Marta, da donna a donna, stai certa che il Peiretti si giustificherà dicendo che la scarpa gli serve per fare la scarpetta con il sugo. Sei fantastica, buon weekend a tutti voi da parte di Titti. Ciao Titti, grazie. Titti, hai ragione. Ne vedremo delle belle, chi lo sa. Ciao Zia Marta, so che tu sei amica della Carucci, gli dici se appena possibile mi può cantare Due ragazzi nel storia dei college, grazie, siete il meglio. Lunedì Sì, lunedì la facciamo. Glielo dico. Lunedì la facciamo. Ciao Enrico, grazie per la bella poesia
poesia di quel che non si dice, bellissima. Volevo chiedere se un giorno puoi cantare Due donne, sempre dei Pooh. Grandi a tutti voi, della regia in poi, e un saluto a tutti quelli che cantano da te e con te. Infine un abbraccio zia Marta, bellissima come sempre, Claudio da Dogliani. Grazie Claudio, ciao. Grazie Claudio per questo messaggio, arriverà anche la tua richiesta. Auguri all'onnipresente Andrea. Auguri. Il messaggio anche per Andrea. E vamos. Il tuo ospite recordman ha un'altra dote, è il sosia di Mingardi, Livio. Te l'hanno mai detto che assomiglia a Mingardi? Mingardi no. La prima volta è arrivato anche. Piacere. Finalmente, senza polemiche, stasera abbiamo scoperto e rivelato con tanta ingenuità che Forum è sempre stata una farsa. Ma sì, lo sapevamo già prima. Complimenti al tuo ospite. Ma questa roba qua di Forum si sa, dai. Si sa che comunque sono attore, una vita che si sa. Una bella serata con la musica di Casa Peretti a fare da sottofondo alla simpatia della zia Marta e renderla ancora più apprezzabile. Buon weekend, con affetto Edo. Grazie Edo, grazie ancora. Ciao, buon Edo. weekend. Potete salutare mio papà Roberto, che oggi è il suo primo giorno di pensione. Bravo Roberto! Che ce l'hai fatta Ce l'hai arrivare! fatta! Anche lei ce l'ha fatta! Io non ce la farò, ma bravo Roberto! Ciao Enrico, ciao zia Marta, complimenti al tuo ospite per la lunga carriera televisiva trascorsa. Un saluto da Amedeo. Grazie Amedeo, grazie. Grazie mille. Un abbraccio fortissimo. Ci sono ancora tanti messaggi. Ciao Casa Peretti, sono Marco e voglio chiedere se potreste cantare la canzone di Max Pezzali. Dimmi perché. Va bene, la vado ad ascoltare, la imparo per te. Grazie Marco, grazie di cuore. Occhio regia all'orario. Buon San Valentino a tutti per domani. Un bacio grande a zia Marta, mitica, bravo Enrico, e anche al tuo ospite Romy e Roby. Grazie ragazzi, grazie Roby. E Casa Peretti questa sera finisce qui. Io voglio ringraziare con tutto il cuore e ancora fare gli auguri ad Andrea. Una parola semplice e grandissima. Grazie. A te e la strepitosa e zia Marta. E grazie per voi qua. Ci vediamo lunedì. Ciao a tutti. Salutiamo. Ma Ciao. col pezzo di legno. Vediamo adesso Vabbè. cosa tira fuori. Vabbè. Ciao. A lunedì.